Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Amici di Scratch, benvenuti per questa puntata all'insegno delle ruote grasse. Grasse, esatto. Ma metteremo dentro mountain bike, ciclocross, metteremo dentro il BMX e poi avremo tante immagini, Ilenia. Tanto ti presento, cara Ilenia, ma quanti Buonasera. ospiti mi hai portato? Noi abbiamo uno studio piccolo, proprio tanti ospiti. Oh, vabbè, ma sei esagerata, ma veramente è una roba esagerata. Non è possibile che troppi ospiti e poi mi viene l'affanno. Pensa che adesso ne ho in programma anche altre puntatone full. Intanto questa è già una puntata Questa è una abbastanza bellissima carica. puntata perché oggi parliamo di fuoristrada ma anche di multidisciplina e abbiamo degli ospiti veramente... Cosa vuol dire qui va. multidisciplina? Lo facciamo dire a Paolo Garniga, no? Grande Paolo, intanto grazie per essere con noi, Paolo Garniga. Ma voglio anche presentare Hubert Paluber. E l'ho detta bene? Paluber? Perfetto, quasi perfetta, dai, Quasi però per- va bene. Ma di dove sei? Si può sapere? Beh, io di origine sono di Anterselva, è famosa per il Piathlon, sono dei campioni di Piathlon della valle. Poi io nel piccolo sono riuscito a ottenere anche qualcosa del piccolo anch'io, del piccolo, quel grande che hanno fatto quei fondisti che sparano. Ah sì, quindi in mezzo alle nevi e non poteva essere altro che un appassionato di mountain bike perché poi d'estate, Certo, chiaramente. da noi, comunque io l'ho praticata anche sulla neve, adesso sarebbe un po' più facile perché si chiama anche FAT, con le ruote grasse, insomma. Insomma, Invece- però siete italiani, diciamolo. Lo siamo in tutti gli effetti. In tutti gli effetti ti fa onore. Caro Marco Ponta, per te è proprio un saluto particolarmente di cuore, perché secondo me sei uno di quei ragazzi che mi piace sportare. Tu secondo me non tradirai mai, nel senso che sei un ciclista, sei un ottimo ragazzo e sono contento che sei qua insieme a Nicolas Pettina. Grazie anche a te, Nicolas. Ludovic Laurent, questo qua è francese, vero? Tu sei français? Giusto. Bellissima la Francia. Tu ti occupi invece di BMX. Sì, sono tecnico BMX della Federazione Ciclistica Italiana. Cioè la Federazione Ciclistica Italiana a un certo punto, non sapendo cosa fare, non c'erano maestri di BMX, Esatto. che poi mi piacerebbe, Paolo, parlare poi di maestri, poi vi lascio la parola tutta a voi. Io intanto vi spiattello là alcuni problemi, teneteveli in mente, poi dopo dibattete come meglio credete. Mi piacerebbe capire, maestro, mi piace molto, maestro di mountain bike, maestro di ciclocross, come maestro di sci, c'era bisogno di un maestro di BMX e quindi hanno chiamato te. Sì, esatto, alla fine il contatto si è fatto 8 anni fa, in 2006 esattamente. Io organizzavo in Francia stage internazionale. In parallelo lavoravo, ero assistente del tecnico nazionale francese. E con questi stage internazionali ho incontrato alcuni italiani che facevano alto livello. E diciamo che il contatto si è fatto così, la federazione mi ha contattato alcuni mesi dopo. Io ti chiedo per favore, rispondimi telegraficamente, così Sì. poi dopo diamo sviluppo alla puntata. Bene. Intanto in Francia quanti iscritti ci sono nel BMX e quanti ce ne sono in Italia? Più o meno 20.000 in Francia e in Italia più o meno 700 tesserati. Ecco, la richiesta dei tesserati oppure di coloro che vorrebbero avvicinarsi a questa disciplina, quanti sono secondo te? E soprattutto quali sono le domande ricorrenti? Allora, diciamo che oggi il sviluppo è tutto al nord, donc ci sono delle richieste, bambini e ragazzi che vogliono praticare questa disciplina, effettivamente devo purtroppo vivere al nord dell'Italia, verso Milano, verso Verona, Vicenza, ci sono società. È vero che manca tantissimo di sviluppo sul sud dell'Italia. Ma
chiamano dal sud dell'Italia, vorremmo praticare BMX, da Firenze, da Roma, chiamano? Ci sono queste richieste? Sì, sono dei contatti. La problematica oggi è di poter sviluppare e aiutare eventualmente queste società, queste persone che vogliono si interessare a questa disciplina. Siccome questa trasmissione si occupa di cose buone e giuste e ce ne sbattiamo le palle di quelli che poi dopo alla fine dicono di no, Sì. siccome io so che si sperperano tanti soldi in Italia, adesso vabbè va di moda che sono tutti ladri, vabbè, noi non vogliamo arrivare a quello, però una pista di BMX, caro Paolo, mi devi rispondere, costa sui 40-50 mila euro, perché sono un po' di terra, un po' di ingegneria e vabbè, e si potrebbe far praticare tantissimi bambini. Poi dopo sviluppiamo, se vogliamo, il discorso è disciplina olimpica, metti mai che qualcuno facesse pure fortuna e così incrementerebbe il punto, il PIL di quelle biciclette, di quel vestiario, di quei caschi, quindi creerebbe un indotto a volano perché c'è il lavoro, c'è la richiesta, però mancano, ho capito, le strutture. Ma sicuramente il BMX dovrebbe essere una sorta di asilo dove farli iniziare proprio i bambini, il fatto stesso che nel BMX uno sia considerato agonista nella fascia anche di età che è giovanissimo, perché comunque diventa agonista, ci ha messo qualche anno ad arrivare a questo status in Italia, perché prima era considerato un qualcosa che non poteva esistere, però è quella la realtà. BMX era diventato famoso forse ai tempi di E.T., ma non c'erano le piste, vendevano le biciclette, poi si è cominciato a capire nel mondo quanto comunque attira, perché i numeri sono veramente alti, come ha detto il tecnico, i numeri che fa la Francia rispetto ai nostri ci fa capire dove possiamo essere collocati nel mondo, però veramente si dovrebbe ragionare proprio, adesso lo si fa veramente, cioè non è più solo parlare di multidisciplinare, si comincia ad agire, e è condivisa la cosa, il fatto che i tecnici si trovino, si parlino, anche fra tecnici di settori diversi, lo stesso Cassani ci crede e comincia a lavorare portando i biker a fare gare su strada, sono in programma degli stage dove saranno mescolate le esperienze, perché comunque c'è sempre da imparare e ai giovani bisogna soprattutto insegnare la tecnica, perciò dal BMX essere la scuola più importante che possiamo dare ai ragazzini. E quanta alternativa si potrebbe dare ai ragazzini? Si parla di migliaia e migliaia di bambini. Huber, 20 anni fa la mountain bike nasceva, 22-23 anni fa, alcuni imprenditori, ma proprio quelli che costruivano biciclette, dicevano ma è un fenomeno di 1 o 2 anni, poi il mountain bike non lo guarderà più nessuno. Non so se tu ricordi, più o meno abbiamo la stessa età. Non fu così e fu un successo planetario. Sì, sicuramente proprio gli anni che ho iniziato io, magari qualche anno prima, 87, 88, in America iniziavano già a girare con quelle mountain bike, poi l'abbiamo anche importata in Italia. Io ho iniziato 88, 89 proprio per passione e dopo quando ho iniziato io erano le prime gare 89 e gli ex professionisti venivano perché era uno sport nuovo e lì erano a fine carriera, venivano a fare mountain bike e ovviamente vincevano perché erano allenati, correvano ancora fra di loro, solo avevano biciclette diverse, però si è sviluppato tantissimo. Prima si correva con la bici col manubrio da strada, senza forcella, adesso le biciclette già hanno un sviluppo enorme e non finirà mai. Adesso da 26 siamo a 29, insomma full suspension, insomma diverse discipline, tantissimi tesserati. Io penso che chi non ha investito sul fuoristrada adesso sta faticando proprio per rimanere sul mercato. Ilenia, tu ti occupi di immagine, non ci fosse stato il mountain bike, quante aziende oggi sarebbero depotenziate? Tanto per dare uno scorcio anche al BMX, un altro mercato fantastico, basterebbe soltanto crederci tutti insieme. Sicuramente sì, moltissime sarebbero depotenziate perché molte hanno deciso di puntare sul mountain bike perché innanzitutto ha uno spettacolo completamente diverso, specialmente con le ultime discipline, appunto tipologie di gare che si sono create negli ultimi anni, basti pensare all'Eliminator ad esempio, che è molto bello anche da vedere dal punto di vista televisivo, stessa cosa con la BMX, è molto bello da vedere dal punto di vista televisivo, è diventato uno spettacolo, quindi il pubblico segue, specialmente a livello internazionale, fa dei numeri che
una gara ad esempio di professionisti di 9 ore non può fare un audience su 9 ore così Certo. lungo, sono gare molto brevi, cross country, eliminator, BMX e quant'altro, finali e quant'altro, quindi come pubblico ce n'è. Ci sono tantissimi praticanti, tanti amatori si sono buttati a fare il mountain bike e le aziende adesso vivono con il mercato degli amatori. Quindi... BMX mi viene in mente anche biciclette che possono essere usate tutti i giorni dai bambini andare a scuola, perché è un po' la tipologia della vecchia Graziella, perdonatemi questa divagazione, però una bicicletta molto casalinga sotto certi aspetti. Insegnare ai bambini il BMX vuol dire anche consegnargli delle doti e delle eccellenze in più, perché io continuo sempre a dire che il ciclismo mi interessa fino là, ma mi interessa che la bicicletta la possano frequentare tutti. È una ottima scuola per poter andare in giro per le strade. Sì, esatto, il BMX è un'ottima scuola per capire come si gestire, si posizionare sulla bici, imparare riflessi giusti, ma fuori del discorso pratica, sul senso su una pista di BMX oppure sulla strada. E, io ho visto tanti ragazzi passare con la mia esperienza, tanti giovani che ho visto passare, che ho imparato il BMX tanti anni e dopo che si sono fermato perché la vita, hanno cambiato, hanno studiato, hanno lavorato, è una vita normale. Però tutti questi ragazzi che sono stato formato non ho mai visto un ragazzo che ha avuto un incidente. Tutti facevano anche un po' motorino, macchina, però non ho visto nessuno ragazzi che avevano questo tipo del genere, perché ci sono discipline che sono tanti impegnativi a livello riflessi, a livello della decisione, capire, sapere prendere decisione veloce su un momento stretto, tutto questo che alla fine non vediamo noi, che non ci rendiamo conto almeno di praticare. Prendo un esempio semplice, io ero sull'autostrada con la mia moglie, andavo a una certa velocità, mia moglie mi fa no, fermati, sei troppo veloce, là quando tu supera, no, ascoltami, io mi sento in sicurezza, perché la vista è completamente diversa. Non so se mi spiego. Ho capito perfettamente. Bene. È che lo sviluppo di un sportivo di alto livello che è abituato a gestire sempre e prendere sempre rischi sulla bici ha un punto di vista molto più elevato che una persona normale. Dici una cosa estremamente seria, perché questo si può esportare anche sulla guida sicura di tutti i giorni. Io mi occupo di incidenti stradali da una vita, per l'omicidio stradale spero che prima o dopo venga inserito nella legge italiana, perché poi è una strage di ciclisti, poi là c'è sempre il solito discorso, il ciclista non va in fila indiana, c'è delle brutture, delle distorsioni. Però qua ci va un percorso educativo, come si fa a entrare nelle scuole? Perché è vero che ci sono dei germogli, Paolo, però è molto difficile entrare nelle scuole. Anche la scuola è molto retriva al discorso della bicicletta, non so come mai. Nelle scuole è molto difficile perché considerano che sia impossibile portare la bicicletta all'interno della scuola. Indubbiamente nella grande città è difficile però pensare che il bambino sì, possa arrivare a scuola in bicicletta. Per esperienze dirette dico, trovato il canale giusto, che tante volte è un insegnante che crede in queste nuove proposte, poi sono le scuole che vengono a chiedere. Se si è in tanti che hanno l'esigenza di andare in bicicletta a scuola, chiaramente diventa una forza critica politica per poter fare finalmente queste piste ciclabili, perché in Francia voi ne siete un esempio comunque di piste ciclabili, non parliamo nell'Olanda, ma nel nord la pista ciclabile è considerata una vera e propria pista ciclabile. È una contraddizione, trovo, che al nord, dove c'è il tempo più brutto, hanno delle piste ciclabili. È incredibile. E lo vediamo in Danimarca, in Olanda, ci sono anche in Inghilterra, un po' meno, ma ci sono dove sono il sole, la macchina. È incredibile. Senta, mandiamo il primo servizio, abbiamo la prima prova del circuito italiano di duathlon sprint che si è corsa a Romano di Lombardia, appunto perché abbiamo detto apriamo un po' anche al triathlon e al mondo del duathlon, ci hanno mandato questa bella clip gli amici dell'Eco Race, quindi via la clip.
Una bella giornata di sole apre questa domenica di grande duathlon a Romano di Lombardia, prova Eco Race, prima prova appunto di questo circuito multidisciplinare che abbraccerà nel corso della stagione duathlon, triathlon sprint, triathlon olimpico e mezzo Ironman, e prima prova anche del campionato italiano di duathlon sprint con i migliori protagonisti al via. Vedremo in questa bellissima clip fornitaci dal comitato organizzatore sia la gara femminile con oltre 100 atlete, la gara maschile e la gara del paratriathlon. Andiamo con le classifiche. Nella gara femminile oltre 100 atlete al via a dare spettacolo sui primi 5 km di frazione. È un gruppetto capitanato da Giorgia Priarione, Alice Capone e Monica Cibin, ma sarà proprio la Priarione, portacolore del TD Rimini, a salire in bicicletta con una quindicina di secondi e a sfruttare appunto questo margine di vantaggio per consolidare il primato appunto nella frazione ciclismo, portandosi in T2 nella appunto zona cambio finale tra la bici e la corsa in vantaggio con un margine rassicurante per affrontare gli ultimi 2,5 km di gara. Ricordiamo triathlon sprint che si corre su 5 km run, 20 km ciclismo e 2,5 km appunto di podismo. Va a vincere quindi Giorgia Priarione su Alice Capone e l'esperta Monica Cibin in terza posizione. Gare del paratriathlon con la categoria PT4, a vincere è stato Giovanni Titolo, categoria PT5 Manuel Marson ha vinto su Andrea Palantrani, ex nazionale di ciclismo paralimpico, categoria PT1 vince Simone Baldini migliorando il piazzamento dello scorso anno appunto a Romano di Lombardia, proprio qui a Romano. Per le donne PT1 vince la forte Erika Cuccuro, mentre nel PT3 femminile Nicoletta Palli è protagonista di una prestazione autorevole e sale sul gradino più alto del podio. Riconferme per quanto riguarda la categoria PT3 con Alessio Borgato, già medaglia di bronzo ai campionati del mondo, che appunto va a vincere questo importante traguardo a Romano di Lombardia, mentre prova maschile nella categoria PT2 con la conferma del vice campione del mondo Michele Ferrarin. Gara Open maschile va a vincere Massimo Dei Ponti del GS Carabinieri su Valerio Patanè e Gregory Barnaby. Bellissima e combattuta appunto anche la gara Open maschile, e ricordando i prossimi appuntamenti che saranno i campionati italiani staffetta di Povegliano, Coppa Crono e staffetta che avremo il piacere di far vedere qui a Scratch, vi salutiamo e vi lasciamo appunto con gli arrivi di giornata. Porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. I radiocomandi Ren Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. Ren Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi Ren Device sono insuperati per design ed ergonomicità. Ren Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere. Ren Device, impulsi d'autore.
Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica con tecnologia filoscopica per accensione. L'Autofficina Sandri si avvale di tecnici altamente specializzati e attrezzatura all'avanguardia che consentono servizi per il mantenimento dei perfetti protocolli di sicurezza del tuo autoveicolo. Esperienze e affidabilità, Autofficina Sandri, il tuo veicolo in buone mani. L'Autofficina Sandri la trovi in via Nazionale 120 a Belvedere di Tezzi sul Brenta e anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Good morning, I'm Björn Leukemans, I'm Ben rientrati in studio amici di Scratch. Intanto, ma sai che questo ragazzo qua, Ludovic, assomiglia a Tiziano Ferro? Ma tu trovi tutte queste somiglianze? E io sono per gli alias. Faremo una puntata Assomigliamo, con fagli un primo piano, che chiedo alla regia, guarda, è uguale a Tiziano Ferro. Ok. È un bel ragazzo, poi bello, mi piace. Faremo una puntata con tutti i sosia. Ecco, che mi adesso interpreti- parliamo di strade bianche. Esatto. Prima dicevi, Carcassani sta aprendo a questo mondo e io continuo a pungolarlo però, se non ti dispiace. Mi piacerebbe che qualche professionista andasse a fare e il BMX e il mountain bike per E chi magari, è capace, ecco, e anche qualche ciclocrossista, non so sì, perché. magari sentiamo, non so, infatti questa cosa l'abbiamo detta anche la settimana scorsa, ovvero io ho le mie idee sui io ho le mie, professionisti su giustamente. strada che passano Ma per far cartelle, che provano per a far fare qualche vetrine. gara, però io ho detto, poi voglio sentire cosa pensa Ubi, secondo me se un professionista su strada che non ha tanta manualità e guida va a fare una gara di mountain bike tipo quella di Maser, si spacca un braccio, Vero, una però, gamba. Uber, io mi ricordo che 20 anni fa c'erano le gare in pista, Cipollini era una ciofega in pista, però chi lo voleva lo pagava chiaramente un po' di più, faceva i giretti della domenica, però la gente si andava a fare gli autografi e creava quel valore aggiunto in più per la pista che aveva delle difficoltà, funzionò. Sì, sicuramente anch'io ero un grande appassionato dei 6 giorni, si chiamavano così, vero? Eh sì, Io li guardavo in televisione, non capivo niente, però comunque li guardavo e comunque non avevo capito bene il meccanismo, però comunque li guardavo e vedevo Non fare così, sono tu palle, a me piaceva con quei atleti, con tutti quei muscoli. Sì, lì, Hubner, chi non se lo ricorda. Sì, quel svizzero, quello famoso, quello più grosso di tutti. Uno era Hubner che era proprio svizzero, un quello. gigante tedesco, Sì. proprio No, impressionante. anche un svizzero, o forse era Marvulli forse. Ma Marvulli era molto esile, ma ancora mi pare, che, insomma, Ancora, sì. fino allo scorso anno che l'abbiamo ospitato. Ecco, anche la pista ha le sue bellezze, anche la pista paga dazio, un po' come tutti gli sport alternativi. Sì, e anche qua probabilmente è legato proprio alla mancanza di impianti, perché è vero e bisogna dirlo, ci sono degli impianti che sono rimasti cattedrali nel deserto, però è anche vero che soprattutto al nord qualche impianto coperto è l'unica cosa che può fare la differenza. Ma non vi siete mai posti la domanda, ma come mai tanti stadi di calcio? Nel 90 in Italia gli stadi li hanno fatti, hanno guadagnato i soldi tutti più disgraziati di sta terra, tutti più disgraziati, corrotti, hanno fatto stadi obsoleti che non sono serviti a nulla e non si può fare un velodromo come Dio comanda. Io credo che alle Bandie il velodromo si farà e si farà bene, perché il diretto interessato è anche molto probabilmente il costruttore, però
Bisognerebbe avere anche il coraggio di urlare adesso, perché anche un velodromo come le piste, non si parla di miliardi di euro, si tratta veramente di poca cosa. Sì, e poi se ci confrontiamo all'estero, anche le ultime edizioni dei mondiali di BMX, vederli all'interno dei palazzetti, cioè, è veramente uno spettacolo, come era uno spettacolo la 6 giorni, insomma, cioè, tutti si ricordano, penso, alle 6 giorni di Milano cosa voleva dire, con 2 nomi alla fine, perché erano Moser contro Saronni, però 15.000 posti per 6 giorni erano tutti esauriti. È incredibile, ma è così, è vero, io ne so qualcosa perché per anni ho organizzato le 6 giorni e so cosa stai parlando, sai cosa stai dicendo e quanta gente comunque era affascinata. A te la parola, Nicolas Petinà, allora abbiamo Luca Luca Braidot si è infortunato, lo sentiremo poi al telefono, se ci risponde Argesi. Prima la Gran Fonda e poi dopo chiamiamo... Però volevo appunto da Nicolas, che ha avuto nell'ultimo anno, stagionalità dell'anno, delle esperienze bellissime, tra l'altro lo invitiamo anche in un'altra puntata a parlarci della Mongolia, che a me è rimasta nel cuore, anche a te, perché ha avuto una storia... No, ma quella me la devi raccontare a bianco-nero, perché là voglio proprio capirla. Quella della Mongolia, però volevo anche da lui avere proprio un feedback su questa esperienza con i professionisti su strada. Beh, è stata un'iniziativa che abbiamo accolto io in primis con molto entusiasmo, perché a pochi biker capita un'opportunità così, quindi riuscire a correre una gara importantissima con i professionisti su strada è un'occasione appunto rarissima. Mi sono trovato da un giorno all'altro, passato dai boschi ai professionisti, avevo diciamo i miei idoli di gioventù, perché anch'io comunque sono cresciuto con dei idoli come possono essere stati Cancellara, mi sono trovato catapultato in mezzo a questo ambiente e è stata una bellissima esperienza, anche se ho pagato molto la mia inesperienza, perché chiaramente nel mio palmarès ho credo 4 gare su strada e ne ho conclusa solo una, quindi non si può dire che sia... Però Cassani è stato intuitivo, anche rivoluzionario, se vogliamo. Beh, è stato soprattutto coraggioso, perché è una scelta tecnica che possono capirla meglio i direttori, nel senso che i direttori hanno gli occhi puntati, come gli atleti, però chiaramente l'atleta, finita la gara, è morta lì. Se è andata bene sei un campione, se invece è andata male andrà meglio la prossima volta, mentre un tecnico decide di fare una scelta innovativa, diciamola, molte persone si chiedono come mai, qual è il vero motivo. Io mi sono limitato, diciamo, a pedalare, a vivere la mia esperienza, e posso dire che entra tutto, è tutta farina che va a accumulare un sacco, che negli anni, come è stata la Mongolia, un'esperienza bellissima per me che consiglio a tutti. Ma perché sei andato in Mongolia? Cioè, consigliala pure, ma tu perché? È stato grazie a SMP, che è un nostro sponsor, sponsorizza l'evento. E io sono il classico ragazzo che quando gli si fa una proposta, diciamo, non dico indecente, ma una cosa fuori dagli schemi, non ci penso un attimo, dico subito sì, lo faccio, perché mi piacciono le cose nuove, mi piace divertirmi, sperimentare, e la Mongolia era proprio è stata un'occasione che mi ha dato la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo, e quindi ho colto questa possibilità con gioia. Ma lì ti è capitato qualcosa di strano? Sì, praticamente proprio... Non diciamo... voglio che mi racconti tutto, guarda, questa è un'intervista, voglio farla perché secondo me ha degli risvolti inquietanti a un certo inquietanti, punto. ma anche da romanzo. La gente sicuramente diciamo pian che piano sarà attratta. potrebbero farci un film, non diciamo magari terribile come possono essere stati altre esperienze simili alla mia, perché la mia è andata benissimo. Però è stata una bella avventura. Cioè ti è andata di culo, non è che è andata benissimo, poteva andare pure peggio. La fortuna, sì, ho avuto tanta fortuna, però anche diciamo che sono stato abile anche a controllare la situazione, perché non mi sono fatto prendere dal panico e quindi andiamo per gradi, guarda, proprio in 3 minuti. Ti sei trovato in una situazione, in pratica ti eri perduto. Praticamente 2 giorni prima della gara ho deciso di fare un giro, sono partito con il mio compagno di strada, di stanza, dell'albergo, appunto 2 giorni prima della gara, Luis Pasamontes, è un ex pro Movistar, e niente, mi sono fatto prendere un po' la mano dai paesaggi, da questa steppa mongola, dal su e giù continuo, e dopo ogni collina dicevo voglio andare oltre a vedere cosa c'è, perché sei un curioso. Sì, io sono deciso vado a sud perché so che c'è il deserto del Gobi, però il deserto del Gobi era molto lontano da dove ero partito. Morale, tu ti sei perduto. Praticamente mi sono perduto, diciamo, e ho passato la notte fuori da solo, perché poi il mio compagno di stanza, quando
quando ha capito che stava andando per le lunghe ha deciso, beh, io torno in hotel, beh. e mi ha lasciato da solo, mi ha detto stai attento, ho detto sì ma vado avanti un altro pochino poi mi giro, e alla fine ho passato la notte all'addiaccio. E quanto freddo faceva? Beh, di notte è arrivato a -4 e tu? Io ero in pantaloncini corti, maglietta corta, Ecco. perché di giorno arrivava a 35 gradi. Quindi... Stai attento, guarda, è una storia drammatica, tu ci hai già detto un po' come funziona la Lambaradan, io ti voglio qua però bianco e nero, voglio farla intera questa, perché è un'esperienza. L'ultima domanda che ti faccio: cosa è servito in un momento così drammatico, perché comunque è stato drammatico, essere un uomo di sport, aver praticato il ciclismo? È stata una cosa fondamentale perché ti insegna a conoscere, un po' come ha detto il direttore, conoscere il limite del tuo corpo. Io non c'è stato, sì, avevo paura, però non sono mai stato in panico perché sapevo, ho 23 anni, ho un allenamento, so che sono resistente, so che posso resistere, ho la determinazione. Sai che sei affidabile. Ho fiducia in me stesso e conosco il mio limite, quindi ho detto stai concentrato e alla mattina quando arriva il sole i problemi sono finiti. Però lo sport ti dà questo, ti dà la conoscenza del tuo corpo in condizioni così magari estreme che vivendo tutto il giorno nella quotidianità del lavoro, della città, dell'ufficio non si hanno. E voi ci avete le palle, E Paolo è poi, fantastico. aspetta, aggiungo una cosa, Nicolas è il vero forestale. Tu guardi il suo profilo di Facebook, quando vai in bicicletta trova gli animali, trova le piante e la gente gli chiede anche consigli, tipo Nicolas ho trovato questo animaletto, cosa posso fare? Lui tira su di tutto. Va nelle trasmissioni in via di estinzione come Scratch, Esatto. cioè con i panda. No, fantastico, Paolo, veramente è una storia incredibile. Ma lui è così, cioè, probabilmente era già allenato alle lunghe distanze perché da quel che mi dicono le fa qua per abitudine, ma è il bello dello sport, è il bello vedere delle persone che sanno raccontare anche qualcosa al di là della bici, del risultato in bici. Bene. Aspetta perché c'è Marco che voglio fargli una domanda a Marco. Sì, Marco. Allora, Marco. Marco c'è già il microfono. Ha già il microfono. Visto che Marco, tra l'altro, oltre a essere un ciclocrossista e un biker, quindi anche qui abbiamo due discipline, una d'estate e una d'inverno, è anche un laureato in appunto l'ex educazione fisica, ovvero scienze motorie, facciamo a lui questa domanda, ovvero se secondo te un professionista su strada può fare la mountain bike, perché viceversa abbiamo visto di sì, però diciamo gli esempi sono più da biker a stradista di grido che non viceversa. Secondo te può essere fattibile adesso? Ma ovviamente è più facile che un biker faccia strada, ma un buon stradista, ricordiamo per esempio Celestino, può passare alla mountain bike. Ovviamente magari l'XC è un po' più difficile. Per le marathon sicuramente il fondo che hai accumulato in anni di professionismo ti aiuterà sicuramente. Però secondo te, io infatti pensavo all'XC, no? Il cross country che L'XC, ha sì. adesso dei percorsi che sono insomma abbastanza difficili. Secondo te si può fare la guida a 30 anni quando uno smette di... Secondo me dipende molto dalle caratteristiche anche individuali, perché ci sono tantissimi che apprendono abilità tecniche diciamo, in relativamente breve tempo e le fanno proprie. Ci sono altre persone magari meno portate, quindi lì ovviamente si deve provare ovviamente sulla propria pelle le cose, però sicuramente un professionista secondo me su strada è più portato sia per il fondo che per le qualità che ha per le marathon. Per l'XC finché magari parliamo degli XC in Italia forse sì, se poi andiamo all'estero è tutta un'altra musica, quello sicuramente. Bene, siccome io sono il nazional popolare, fategli un primo piano a Ponta, lui assomiglia a un attore. A chi adesso? E a chi? Chi avesse visto più della mia età un film fantastico degli anni 70, mi pare fosse del 78, era intitolato Harold the Mood. L'interprete principale, insieme a questa donna anziana, era la tua identica faccia, un ragazzo curioso, anche un po' strano per quello, però ricco di grandi emozioni. Quindi sei uguale a quell'attore e quindi in te riconosco questa bella faccia larga, no? Si dice, bella aperta e intelligente. Quindi io sono nazional popolare, sai, mi piace queste cose qua, mi piace salutare le mie zie, ce ne sono tante un po' sparse per La zia tutte. Fedora, la salutiamo. La salutiamo, Sì, da Mesagna, sono i miei controllori. Lo so. Paolo, io, il mio share è così, ho i miei controllori, sono le zie, una qua, una in Liguria, l'altra in Toscana, l'altra in Piemonte,
Se guardano vuol dire che va tutto bene, il segnale arriva. Così noi possiamo mandare avanti la Gran Fondo. Cosa dici? Esatto, mandiamo questa prova juniores che si chiama Gran Fondo Davide Cassani Giovani, ma lo ricordiamo è una gara juniores a tutti gli effetti, grazie appunto a questo progetto di Davide Cassani che ha lanciato agli organizzatori delle Gran Fondo su strada, ovvero un po' di soldini che si prendono con il pagamento delle quote di iscrizione degli amatori, li destiniamo ai giovani e Davide Cassani ha fatto questa bellissima gara a Faenza, tra l'altro una delle poche in calendario questa settimana. Grazie a Cristian Bome e a Zappa Accendere per le immagini, via la clip. Vai Zappa! Gran Fondo Davide Cassani Giovani. Quindi gara riservata agli juniores, la Gran Fondo di Davide Cassani ringiovanisce e organizza una gara per juniores a margine della manifestazione tradizionale e fa il botto. L'organizzazione è a cura della Ceretolese e della Zannoni, con la collaborazione del Comitato Sportivo di Solarolo. 195 partenti in rappresentanza di 9 regioni, osservatori speciali, il CT Davide Cassani e il tecnico di categoria De Candido. Si parte da Solarolo, 88 km nervosi, pieni di salitelle, saliscendi, prima per 2 volte il Monte Serra e poi i Coralli, il mitico circuito di Faenza che ha visto centinaia di corse ciclistiche e l'arrivo nella centralissima piazza del popolo di Faenza, il salotto della città che per l'occasione diventa il salotto buono della corsa. Al quarto giro dei Coralli una fuga importante, Lassi e Vanelli, Monsummanese, Basilechi, Italia Nuova, Baggio, Forno Poppi, Metalli, Sidermec e qualche decina di chilometri da solo, il gruppo a 40-50 secondi. Poi rientra Bevilacqua, Cipriani e Gestri, un nome pesante, il vantaggio sembra incolmabile. Your honesty shine, shine, shine now. Lord, Lord, I can shine for me. The only living boy in New York. The only living boy in New York. Solo un chilometro dall'arrivo Basilechi tenta il colpo, ma il gruppo è lì che a Zanni i fuggitivi gli morde le caviglie. Il ricongiungimento a 400 metri dall'arrivo è volata di gruppo. Vince il promettente Gnesi Nicolas, romagnano, arrivato fresco fresco dallo stage in maglia azzurra di Camaiore, battuti il bolognese Ferri Gregorio Noceto e dalla valle Pasta Sgambaro.
quindi bene anche la quarta posizione di Moreno Marchetti della World Service Brenta. Nicolas, prima vittoria stagionale e che bella vittoria! Sì, dai, diciamo che è stata una bella vittoria grazie ai miei compagni di squadra che hanno fatto un treno perfetto, hanno gestito la corsa al meglio e mi hanno portato fin sotto l'arrivo e io meglio non potevo fare. Una corsa concitatissima, riviviamo gli ultimi chilometri. Sì, la mia squadra si è messa davanti a fare un'andatura, c'era un gruppetto di 6 atleti davanti. Siamo riusciti a chiudere e appunto mi hanno tirato una volata fantastica. Insomma, poi vincere di fronte al commissario tecnico della nazionale fa sempre piacere. Sì, certo, fa un grossissimo piacere e infatti spero di dare sempre il meglio e di farmi notare, insomma. Una dedica per questa bella vittoria? Sì, dedico questa corsa a tutte le persone che mi sono vicine, alla mia squadra, a tutti gli sponsor che hanno reso possibile anche questa annata. Ben rientrati in studio, cari amici di Scratch. Bella l'idea di far pagare un piccolo obolo agli amatori e per poter consentire una gara ai giovani. Però, caro Paolo e caro Huber, va bene così? Tanti organizzatori, quando poi fanno gareggiare i nonnetti, così, fascia 2, fascia 3, quelli come della nostra età, non hanno tanto rispetto, devo dire la verità. Alcuni, mettiamo, se fa freddo, le premiazioni gliele fanno fare per ultimi, perché tanto non sono... Bisogna avere un po' più di rispetto anche, perché questi qua comunque sono quelli che spendono i soldi per le biciclette, per gli allestimenti, per il vestiario. In questo momento, grazie anche a questa bella idea di Cassani, producono un po' di moneta per poter fare... anche gli organizzatori dovrebbero avere più rispetto degli amatori, secondo me. Ma adesso non so se vuole rispondere Paolo, però io penso che hanno rispetto degli amatori, ovvio, dipende in che concetto, se c'è la gara degli elite l'amatore ci rimetti un po', però sono anche tantissime gare solo per indirizzati per gli amatori. Sarò più preciso, in tante occasioni ho visto che gli amatori faceva freddo e li hanno fatti aspettare tanto. Ci sono quelle piccole mancanze secondo me, ci va un po' più di educazione, lo dico così. Queste sono le domande imbarazzanti, no, perché l'hai fatta? No, ma è un organizzatore che sbaglia perché tanto una gara comunque va programmata e è approvato un orario di gara. Sicuramente sono cambiati i tempi. Se parliamo di gare fuori strada, obiettivamente c'è un grosso problema. Abbiamo 18 categorie che magari corrono nella stessa giornata, perciò ci sarà una categoria che parte alle 7 della mattina e una che finisce alle 5 del pomeriggio. E là cosa si può fare? Perché comunque è veramente imbarazzante. Qua ormai ci sono tantissime situazioni dove proprio l'attività viene sdoppiata, cioè i giovani ormai hanno dei numeri ma veramente impressionanti, cioè si è visto anche a Maser la scorsa settimana, avere 400 ragazzini e ragazzine al via sono numeri veramente importanti e lì cosa abbiamo dovuto fare? Affrontare la situazione e dire non è assolutamente sicuro farli correre tutti assieme, abbiamo sdoppiato le gare eppure siamo riusciti tranquillamente a portare a termine la giornata. In quel caso i master hanno corso il sabato pomeriggio perché erano tantissimi anche loro, perciò è solo il solito discorso, volere e potere, bisogna organizzarsi. Ma ipoteticamente un trofeo Triveneto potrebbe essere sdoppiato il sabato e domenica, chiedo io, oppure... Questo parli di ciclocross. Di ciclocross, perché anche là c'è la stessa identica... È un'altra situazione peggiorativa legata a quello che è la stagionalità. In inverno le giornate sono molto più corte, perciò inevitabilmente, cioè, le ore buone sono quelle, pensare a sdoppiare le gare potrebbe essere, però potrebbe essere anche controproducente in quel caso. Perché i numeri non ci sono ancora, gli amatori di ciclocross sono 60, 70, non è i numeri del mountain bike, completamente diversi. Che numeri fate al mountain bike? Tanto per dare un'idea. Adesso a Masser hanno dovuto chiudere l'iscrizione, solo per dire una cosa, la prima volta che succede una cosa così, che un cross country chiudono l'iscrizione ma giorni prima, proprio perché erano più di 1000 partenti e appunto quello che ha detto Paolo, per gestire tutte le gare, di svolgere anche in maniera corretta, anche soprattutto
rispettare i tempi di percorrenza, ha dovuto proprio... Ma dov'è tutto sto problema di crisi? Ma non c'è crisi, non so voi come la vedete. Nel ciclismo non mi pare ci sia crisi, ma la crisi vera qual è? Chi è che mi vuole rispondere? Cioè, c'è tanta richiesta, evidentemente qualcosa non torna in tutti questi ragionamenti. Nel mountain bike è così, nel BMX c'è tanta richiesta, eppure non riusciamo a fare il salto di qualità. Ci vanno investimenti, non so chi è che vuole rispondere, io butto lì la domanda. Ci vanno investimenti, ci va una parte politica preparata, qualcosa che sia di più profondo, più incisivo, un piano col governo anche, come hanno fatto in Inghilterra qualche anno fa. Mi rispondere tu, sei francese, sei internazionale e poi non rischi un tubo, ma che al massimo ti mandano a casa. Vabbè, vive la France, l'égalité. No, è che allora, sul mio punto di vista, quello che ho sentito, quello che ho visto gli ultimi anni è che è vero che è un insieme di cose, non è solo un punto. Ma credo che tutto questo deve partire dalla punta della politica. Certo. Ma quando parlo della politica non parlo della politica sportiva, delle politici che governano il paese e che decidono. È pur vero che la politica sportiva deve andare al governo e dire noi abbiamo queste esigenze. Giusto. Perché se no loro come fanno? Cioè, mi viene in mente, vabbè, Renzi già di suo non è che ci può arrivare, non ci arriva. Però se non glielo spieghi è difficile, è un po' come dire se in questa fermata dell'autobus tanta gente sta fuori perché gli autobus sono pieni, bisognerà costruire altri autobus per soddisfare la richiesta. Sì. Bisogna farla arrivare anche, credo, politicamente. Ad esempio si prende l'esempio del velodromo e del BMX. Se guardiamo gli ultimi anni che cosa è successo sugli altri paesi, su questo tipo di disciplina. Vediamo prima l'UCI, Eagle in Svizzera, hanno questo concetto di velodromo attaccato all'UCI e con la pista di BMX attaccato anche all'ufficio. In Inghilterra, Manchester, federazione, velodromo, pista di BMX. Francia adesso, federazione, velodromo, pista di BMX. Centralizzano. È un po' alla moda forse, non lo so. Credo che sia anche oculato. Ma però anche in Olanda hanno un sistema un po' diverso. In Olanda non hanno tutto credo sullo stesso punto, ma hanno un centro olimpico. Dentro il centro olimpico sono tutti sportivi di interesse nazionale che lavorano. Sono piste di BMX, sono terreni di calcio, sono campi di ginnastica. È tutto strutturato. Gli atleti vengono, sono preso in carico, sono seguito dai medici, dopo del medico vai a vedere eventualmente il psicologo, scusa. Psicologo, sì. E dopo va a vedere il suo preparatore fisico per programmare eventualmente il lavoro da fare per i prossimi mesi. Vuol dire, è tutto centrato. Il gruppo, la squadra nazionale, come mi piacerebbe la creare alla fine. E questo è il spirito. Se vogliamo oggi puntare, toccare il sport di alto livello, abbiamo bisogno oggi, parlo per me, parlo per la mia disciplina, di professionisti che non ho. Mi fai venire, ma parlando con te, mi fai venire in mente delle idee. Adesso ci sarà questo velodromo che facilmente si fa le bandie finalmente. Ecco, potrebbe essere anche una sorta di sperimentazione, metterà un comitato provinciale di Treviso, visto che è grosso, anche là un piccolo sacrificio e mettere una pista di BMX, si coronerebbe veramente un sogno. È proprio quello che pian piano ci si deve arrivare. Ancora prima del BMX una pista da pump che è ancora più semplice e ancora aiuta di più l'approccio, dove non pedali neanche, devi buttare, spingere di braccia, ma entrano i bambini con le biciclettine senza pedali, è uno spettacolo vederli e queste cose purtroppo da noi mancano. È una mentalità che sta cambiando. La televisione comunque la guardano, anche quelli che gli stiamo un po' sulle palle, la guardano perché sono curiosi. Però c'è gente che potrebbe prendere spunto, indipendentemente da tutto, creare delle cose che possano essere utili agli altri. Voi a Trento, ma non soltanto, anche Bolzano, avete una visione diversa del turismo, della compartecipazione, non c'è invidia. Là ognuno fa perché sa che se aiuto l'altro è un tornaconto turistico anche per me. E qua mi pare che
Hubert, è la stessa cosa. No, ma sicuramente ha ragione Ludo, come anche Paolo, comunque si deve lavorare professionalmente al vertice, però sulla base dobbiamo invece inventarci qualcosa, come dobbiamo essere consapevoli che tanti di questi bambini, finché vanno a scuola elementare, media va bene, però quando vanno alle superiori ci vuole dei centri dove noi i tecnici li hanno tutti assieme per poter, non solo chi fa mountain bike, chi fa strada, ma tutti i sportivi devono avere una scuola per poter andare a scuola, allenarsi al meglio possibile e poi un domani per andare alle Olimpiadi, per gareggiare, per vincere. E chissà, qualche borsa di studio. Su questo che ha detto Ubi è che la problematica oggi, ad esempio la mia disciplina dove formare e diciamo portare in alto livello dei ragazzi che sono abbastanza giovani. Io sono una disciplina où sono uguale alla ginnastica. In ginnastica in alto livello non hanno 25 anni, hanno 18, 20, dove arrivano in alto livello. Certo. Dopo possono continuare quello che è uguale al BMX. È un'altra cosa. Posso fare anche di BMX, io ho 40 anni, faccio di BMX, giro su una pista, non ho assolutamente problema. Ho cominciato a 12 anni, non ho di problema. La problematica è dell'alto livello. Oggi, se guardiamo sui giochi olimpici, la media dei ragazzi che girano forte hanno 20 anni. Per arrivare a 20 anni in BMX in alto livello, per essere capace di arrivare su un salto, poter essere capace di accelerare a più di 60 km/h, perché parliamo di alto livello. Sì, sono tanti lavori prima da sono fare. 10 anni prima. E là parliamo di un ragazzo di 10 anni, certo, che è formato nelle società, che impara la tecnica, che va a toccare il fisico e che un momento va a poter toccare eventualmente l'alto livello. Ma per quello, oggi la problematica è questo passo. Questo passo perché sono tutti impegnati alla scuola, normale, preparano loro vita futura, oppure devono lavorare e là è finito. Però abbiamo visto che lo sport aiuta, come nel caso prima di Nicolas. Ludo, io ti aspetti sì quando vuoi. Mandiamo l'ultima clip? Sì, abbiamo sempre grazie a Zappacenere, internazionale di dilettanti, elite e under 23. A San Giuseppe di Cassiano, città medievale. Esatto, via la clip. Immagini che ci arrivano da Monte Cassiano per il 55esimo Gran Premio San Giuseppe. Una gara che oggi la commentiamo, ma è stata l'ultima gara che Andrea Carollo ha partecipato, visto che proprio il giorno dopo, lunedì, è venuto a mancare. Una tragedia che colpisce il gruppo, gli appassionati e i conduttori come il sottoscritto, ma soprattutto è una batosta insanabile che colpisce i suoi familiari. E quindi siamo stretti, vicinissimi a tutti quanti coloro che soffrono, ma soprattutto alla famiglia. Proprio qui Carollo, tra poco lo vediamo, lo vedremo, è immane questa tragedia, mentre tutto pare che sia normale. Vediamo la punzonatura, la squadra, e intanto non ci sono parole. Vediamo il vincitore, qua vediamo proprio Marcolin che abbraccia Andrea, l'abbiamo visto dalle immagini. Un forte abbraccio, e ancora lui oggi, in questi giorni, scrive su Facebook: avrei voluto abbracciarti più forte. Sono ragazzi straordinari. Io ho scritto un commento che la bellezza di questi ragazzi è la loro sensibilità, la loro unione, la loro voglia di essere comunque uniti in un gruppo. Il piacere di aver condiviso per loro e per tutti gli organizzatori e per chi hanno conosciuto Andrea, e il piacere di aver conosciuto uno dei tanti ragazzi che muovono i primi passi, diciamo così, tra il ciclismo che conta, ma pur rimanendo sempre quelli che erano, ragazzi con dei valori, ragazzi che comunque non sono delle vedette o delle star alla Balotelli, sono ragazzi normalissimi, e chiaramente pesa molto, pesa drammaticamente quando uno di loro viene a mancare un pezzo importante non soltanto del ciclismo, ma un pezzo fondamentale della società, perché questi sono ragazzi che hanno una marcia in più, sono ragazzi che
dedicano la loro vita nello sport, come in questo caso nel ciclismo, uno sport duro, di grandi sacrifici, dove gli attacchi non sempre portano alla vittoria, ma la vittoria in generale è proprio la vittoria del gruppo, la vittoria di coloro che condividono. Questa è una gara dove al di là dei vincitori, dei vinti, va dedicata al povero Andrea e alla famiglia, credendo e augurandogli che lui dall'altra parte possa andare a trovare le persone che ha amato in vita. Giusto per la cronaca, diciamo che Gianni Moscon, dopo essersi liberato dei 2 fuggitivi, riesce poi a vincere questa gara, questa bella 55esima edizione della gara del Gran Premio San Giuseppe. Però per noi il cordoglio è troppo grosso. Avevamo un'intervista del vincitore, non la metteremo in onda perché vorremmo, in questo caso, in questa cronaca, usare dei toni più bassi. Scusatemi anche perché in studio non sapevamo quando abbiamo registrato della terribile notizia, quindi siamo stati molto allegri. Questa cronaca l'abbiamo fatta e l'ho fatta il giorno dopo, quando oramai la notizia era arrivata e tutti quanti ne eravamo a conoscenza, e quindi dovete scusare proprio questo cambio di emozionalità che stiamo vivendo tutti in questa giornata, in questo giovedì, ricordando questa terribile notizia che ha comunque coinvolto tutti. Un estremo saluto va non soltanto ad Andrea, a tutti i ragazzi del gruppo che in questo momento stanno soffrendo veramente tantissimo, e alla famiglia. Con questo è proprio tutto per questa gara. Abbiamo detto che Moscon Gianni della Euromobil Desirée Fior vince su Nicola Bagioli, Filippo Ganna al terzo posto, Toniatti Andrea al quarto, seguono Gaffurini, ex vittorioso lo scorso anno, Velasco, Maestri, Picchiardo, Basso, Bonusi. Di nuovo la linea in studio, e scusate se in studio avremo un fare molto allegro, ci perdonerete, ma non sapevamo ancora della tragica notizia. Ecco il vincitore, Gianni Moscon. Ben rientrati in studio amici, grazie Zappacenere, bella questa cittadina Cassiano, mi sono innamorato dal drone, no, di moda insomma, mi è piaciuta. Stai attenta, adesso c'è l'alta della mountain bike. Veloce, grazie a Avevamo detto che mettevamo una clip di Ballan, l'abbiamo vista su Bianconero, chi ha avuto il piacere e la fortuna di guardarla. Settimana prossima cercheremo di estrapolare una piccola clip e darla al pubblico discreto, se no riusciremo anche a metterle sui nostri social network. Esatto. Mountain bike grazie ad Alcamedia alla Gran Fondo Trevalli. E ce la dedichiamo a Uber. Sì, e anche a Nicolas che ha fatto secondo. Bravo Nicolas, così ha svelato l'arcano. Via. Grande successo per la Gran Fondo Trevalli a Treniago in provincia di Verona. Quasi 2000 bikers si sono cimentati sul percorso di 42 km per 1290 metri di dislivello, nonostante la leggera ma costante pioggia e il forte vento. Gruppo compatto per tutta la prima salita che porta i bikers a quota 720 metri, poi dal 10° chilometro si avvantaggia Vito Buono, Carbon Ubo. Ad inseguirlo il duo Nicolas Pettinà, gruppo sportivo forestale Olimpia Vittoria, e Michele Casagrande, Coratec Kate. Vito Buono è imbattibile in salita e solo sulle discese successive il duo Pettinà Casagrande riesce a recuperare qualche secondo. Alla fine il materano Vito Buono va a vincere la Gran Fondo Trevalli con il tempo di 1 ora 44 minuti 35 secondi. Seconda posizione per Nicolas Pettinà, gruppo sportivo forestale Olimpia Vittoria, con un ritardo di 19 secondi. Terzo è Michele Casagrande della Corratec Kate.
Nella gara femminile vince Elisa Rabesteiner Focus XC Italy Team con il tempo di 2 ore 10 minuti 54 secondi. Seconda posizione per l'ucraina Kristina Konvisarova del team Cingolani. Terza è Serena Calvetti della Coratec Kate. Colpo di scena. Nuova Camper Marostica, specializzata nella costruzione di camper semi-integrali, autocaravan in vetroresina, uffici mobili, ambulatori e mezzi speciali per disabili. Nuova Camper Marostica, serietà e affidabilità in un mix di professionalità, eccellenza e competenza nella costruzione del tuo camper. La nuova Camper Marostica controlla gratuitamente il tuo impianto a gas, curato da professionisti autorizzati. La nuova Camper Marostica la trovi a Sandrigo, in provincia di Vicenza, via Leonardo da Vinci 17. Visita il nostro sito www.campermarostica.it. Radio Campagnola, 25 anni nel mondo dell'FM. Radio Campagnola, la più bella musica da ballo, tante ore di diretta al giorno e tutti i fine settimana collegamenti per trasmettere dal vivo le migliori orchestre. Radio Campagnola, in tutto il Veneto sui 107.5 e in tutto il mondo con lo streaming www.radiocampagnola.it. Radio Campagnola, la più bella musica per ballare da 25 anni. L'hotel alla Corte è situato in un borgo ai piedi delle colline bassanesi, a 2 passi dallo storico Ponte degli Alpini. L'Hotel alla Corte dispone di 32 camere di categoria superior, finemente arredate e attrezzate con i comfort più moderni, dotato di rete Wi-Fi, disponibile gratuitamente in tutta la struttura. I nostri ospiti troveranno un ambiente accogliente e ideale per buffet, cerimonie, banchetti, incontri aziendali e appuntamenti d'affari. Inoltre la struttura è fornita di ampio parcheggio custodito la notte. La nostra struttura vanta il servizio Bike Hotel per un noleggio e custodia biciclette, spazio per lavaggio e officina. All'Hotel alla Corte sono annessi un ristorante e una pizzeria per gustare i nostri prodotti. Potrete scegliere diverse sistemazioni, fra cui una fresca terrazza estiva. Hotel alla Corte.
Ben rientrati in studio amici, dopo questa clips. Insomma, Nicola, l'anno ti sei perso. Secondo. Il percorso era segnato bene, quindi dovevo solo guardare, Devi solo guardare avanti. Esatto. Io quando vedo certi corridori, io ho iniziato la mia carriera nel 94 e feci un'intervista per la RAI a uno che arrivò settimo al Giro d'Italia. Io gli dissi che era un ottimo posto e gli dissi ottimo, a lui no, settimo. Dico questa battuta perché mi piace, perché il ciclismo da 20 anni a questa parte è cambiato, è un'altra cosa. Ci siete voi che avete intelligenza, voglia di studiare e avete dimostrato quello che diceva prima Ludo, va bene così? Diceva una cosa interessante, c'è che la scuola è importante, voi avete messo a posto scuola, mestiere e sport, vi è servito tanto Ponta questo? Sicuramente è fondamentale. Non vi sentite mica, tu sei laureato? Sì, due. Sia la triennale, la specialistica. Sì, due? Sì. E hai fatto Lui è il scuola? dottor Ponta. Dottor Ponta. Vabbè, dai. Nicolas, tu hai una carriera nel Corpo Forestale, Gruppo Forestale dello Stato. Sì, siamo comunque agenti della Forestale, quindi Corpo Forestale dello Stato. Quindi vi occupate anche di montagna? Diciamo che abbiamo la fortuna di dedicarci pienamente all'attività sportiva e quando non soddisfiamo più i requisiti di sportivi abbiamo già il nostro Dico questo posto. perché è un po' come il ciclismo, la natura umana, specie quella italiana, è un po' retriva. Ci accorgiamo sempre troppo tardi delle cose che ci siamo persi, così come la montagna. Abbandoniamo la montagna e vedremo poi dopo i disastri in pianura. Quindi noi cerchiamo sempre di fare propaganda a pro del ciclismo, delle cose naturali. Grazie Ludo, tu potrai venire qua quando vuoi e ti aspetto. Grazie. Grazie anche a te Nicola San Marco. Hubert, anche tu questa casa quando vuoi vieni che mi piace. Sì, sì, parleremo di mountain bike. Possiamo parlare di mountain bike e anche tanto di mountain bike, possiamo parlare anche di multidisciplina. Ma mi devi portare le ragazze della mountain bike? Li portiamo. Tutte, una bella puntata con tutte le ragazze donne, sì. del mountain bike. Sono tutte bellissime. Ecco, per quello che te l'ho detto. Però Quello che volevamo. Guarda, tu organizzati, tu sai che vieni qua con tutte le ragazze, facciamo una bella excursus. E in quell'occasione voglio ancora Paolo Garniga, perché Paolo io ti reputo la persona meravigliosa, saggiamente meravigliosa. Sei un ragazzo che sa che quando parla le pesa le parole, non sei mai per nulla, diciamo così, frettoloso nei giudizi. E quindi tu per me e per questa federazione sei un perno fisso. Io ti ringrazio e ti ringrazio perché ci onori in questa trasmissione con la tua presenza. Ti lascio a te adesso la chiusura. Beh, chiudiamo perché abbiamo sforato anche questa settimana. Sforato. Appuntamento la settimana prossima, abbiamo tantissimi servizi e poi work in progress perché abbiamo un inviato che andrà in una bella gara, una delle gare clou del nord. Esatto. Non diciamo nulla. A settimana prossima, chi avesse il piacere di seguirci con O Bianco o Nero, lunedì sera alle ore 20, sempre canale 159, Canale Italia, parleremo niente po' di meno che di radio. Pensate voi. A settimana prossima. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.